Per qdpnews.it abbiamo ospite il colonnello Ruggero Capodivento. In un momento molto particolare, con le tensioni internazionali dopo i fatti di Parigi, possiamo dire che questa di Pilat può essere una risposta alla preoccupazione della gente? Sicuramente sì, il suo esempio ci guida e ci conforta nel nostro lavoro di tutti i giorni. Noi siamo sempre presenti, molto attenti a quello che succede nel territorio e invitiamo la popolazione di queste zone a stare abbastanza tranquilla perché noi siamo vicini. Colonnello, lei ha dato dei dati importanti durante la cerimonia anche proprio sul discorso del territorio di Treviso, della provincia di Treviso, che è molto un territorio sicuro rispetto al resto del territorio nazionale. Ci conferma questi dati che possono un po' rassicurare le nostre genti? Sicuramente sia questo comprensorio qui di Cison, Follina, Tarso sono zone dove abbiamo registrato un notevole abbassamento dei reati commessi, ma comunque in tutta la provincia di Treviso abbiamo avuto un decremento dei fatti che si sono verificati e questo grazie anche al nostro lavoro e al lavoro di tutte le forze di polizia sul campo. Per qdpnews.it abbiamo un ospite d'eccezione, il prefetto Laura Lega. È un momento decisamente molto particolare. I carabinieri sono e saranno sicuramente una leva fondamentale per garantire la sicurezza. Credo che la fiducia delle istituzioni passi attraverso innanzitutto la fiducia nell'Arma dei Carabinieri, che testimonia con altissime professionalità, con competenze che noi possiamo registrare in tutto il mondo, una capacità di assicurare sicurezza anche in territori di guerra oltre che in campagne di pace, quindi su di loro possiamo fare affidamento sicuro. Prefetto, ci caliamo un attimo sul territorio. È un momento un po' particolare, c'è parecchia preoccupazione, non lo nascondiamo, per il problema dell'immigrazione. So che ci sarà qualche manifestazione in giro, si parla della caserma di Vittorio Veneto che verrà un po' adibita a questo, c'è un po' di preoccupazione nel territorio, si sente di rassicurare i cittadini? Allora, io leggo con stupore, con un po' di sorpresa sui giornali di tensioni che poi non ci sono con alcune amministrazioni locali con le quali anzi si sta collaborando in maniera sempre molto efficace. Non c'è un allarme immigrazione, c'è quello che io vado dicendo dal 3 di agosto, dalla data in cui mi sono insediata, cioè signori, noi dobbiamo garantire, per evitare che si crei un problema di sicurezza, dobbiamo garantire in maniera assoluta l'accoglienza per tutte le persone che arrivano. Lo sto dicendo ripetutamente, parlo con i fatti sono che a oggi noi abbiamo in accoglienza 1300 persone, gli afghani, gli arrivi quotidiani che abbiamo anche via terra e che a qualcuno hanno fatto reclamare maggiore attenzione, in realtà sono frutto di questi arrivi ormai costanti, improvvisi e quotidiani che abbiamo e che quindi impongono a tutti di fare squadra, perché il sistema deve essere unitario, Stato, enti locali, autorità ecclesiastiche, privati, chiunque può fare deve fare la sua parte. Questo è qualcosa su cui andiamo parlando da tempo, adesso dobbiamo realmente fare i fatti, la prefettura su questo ha un piano ovviamente già ampiamente collaudato, i numeri sono importanti, dobbiamo fare di più, tutti insieme. Un'ultima cosa, secondo lei i fatti di Parigi hanno un po' aumentato la preoccupazione della popolazione anche legata proprio al fenomeno dell'immigrazione? Sono due fenomeni assolutamente distinti e da tenere distinti. L'immigrazione, o meglio il fenomeno dei richiedenti asilo che sta interessando il nostro territorio ormai da mesi e che interessa tutta l'Europa, è un fenomeno completamente diverso da quello del terrorismo. Il terrorismo è un fenomeno, ahimè, terribile, che stiamo ovviamente controllando con estrema attenzione e ovviamente non sottovalutiamo neanche quelle che possono essere vie di accesso al nostro paese che possano legarsi anche ad altri fenomeni, ma sono due cose assolutamente da tenere separate.